Si chiamava Thomas. Per l'esattezza, Thomas Isidore Noël Sankara. A 10 anni fece finire il padre in galera perché si ribellò a un'ingiustizia commessa a scuola. Nel suo paese, colonizzato dai francesi, la giustizia dei padroni bianchi infatti puniva anche la famiglia di provenienza. Nella sua scuola, però, era uno degli alunni migliori e più intelligenti. Divorava i libri, aveva sete di sapere. Venne avviato alla carriera militare, che per una famiglia povera era il massimo dell'ambizione. Ma sull'essere soldato aveva idee molto chiare. Quando sei in possesso di un'arma che può provocare tanta distruzione e morte, quando ricevendo degli ordini ti metti sull'attenti davanti a una bandiera, senza però sapere chi sono le persone che beneficiano di quegli ordini e di quelle armi che hai in pugno, finisci per diventare un potenziale criminale che aspetta solo di premere il grilletto e seminare terrore intorno a lui. Quanti militari sono in giro in diversi paesi o in diversi campi di battaglia, spargendo desolazione e morte, senza capire che stanno combattendo altri uomini e altre donne che lottano per gli stessi ideali, e questo solo perché non ne hanno coscienza. Quanti figli di lavoratori vedono i loro padri scioperare contro dei governi ingiusti e solo perché indossano una divisa accettano di combattere per dei leader ingiusti. Quindi lo dico chiaro, senza una formazione e una preparazione politica, un soldato è un potenziale criminale. A 34 anni divenne presidente dell'Alto Volta, il suo paese, uno dei più poveri del mondo, che ribattezzò Burkina Faso. Perché Burkina Faso? Perché ha voluto cambiare il nome dell'Alto Volta? Semplicemente perché quel nome, Alto Volta, non ha mai significato niente per nessuno, specialmente per noi burkinabè. L'unica cosa che quel nome ci ricordava era il nostro passato da colonia. Invece Burkina Faso appartiene alle nostre tradizioni e ha un significato preciso nella nostra lingua. Che significa? La patria degli uomini integri. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La revolución de agosto encontró a la mujer de Burkina Faso en una condición de sometimiento y explotación causada por una sociedad neocolonial influenciada por la ideología de fuerzas retrógradas. Camaradas, no existe una verdadera revolución si las mujeres no se liberan. Que mis ojos nunca vean una sociedad, que mis pasos nunca me lleven a una sociedad donde la mitad del pueblo es mantenida en el silencio. Yo escucho el ruido del silencio de las mujeres. Yo presiento la furia de su revuelta. Yo presiento y espero la irrupción fecunda de una revolución a la que ellas aportarán la fuerza y la rigurosa justicia emanada de sus entrañas oprimidas. Camaradas, adelante en la conquista del futuro. El futuro es revolucionario. El futuro pertenece a los que luchan. Patria o muerte, venceremos. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer.
de Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. E non piacque a molti, specie alla Francia, la sua battaglia per una riforma delle Nazioni Unite. Sankara trovava folle che alcuni paesi disponessero del potere di veto sulle grandi questioni del pianeta e che nel Consiglio di sicurezza non fossero rappresentati interi continenti. L'Africa, ad esempio, non c'era. La Francia, nonostante fosse un piccolo paese, invece sì, e aveva potere di veto. Es el imperialismo quien trata de dominarnos, desde el interior como del exterior de nuestro país. Este imperialismo, mediante sus multinacionales, a través de su gran capital y su poder económico, trata de controlar e influenciar también nuestros debates y nuestra vida nacional. Creándonos dificultades, trata de ahogarnos mediante un bloqueo económico. Trata igualmente de conspirar contra nosotros, contra nuestra seguridad interior. El Burkina propuso y propone todavía que por lo menos 1% de las tremendas sumas sacrificadas a la investigación para la cohabitación con otros astros sirvan para financiar de forma compensatoria proyectos de lucha para salvar los bosques y la vida. No ponemos en duda que un diálogo con los marcianos pueda alcanzar la reconquista del Edén, pero esperando ese día, los terrícolas que somos, tenemos también el derecho de negarnos a elegir entre el infierno y el purgatorio. Formulada así, nuestra lucha por los bosques es ante todo una lucha popular y democrática. Las conciencias conmovidas y hasta sinceras y plausibles de múltiples foros e instituciones no podrán reverdecer el Sahel cuando falta dinero para excavar pozos de agua potable a 100 metros y sobra para excavar pozos de petróleo a más de 3.000 metros. Esta lucha por los bosques es sobre todo una lucha antiimperialista, porque el imperialismo es el piromaníaco de nuestros bosques y sabanas. E nonostante cupe nubi si addensassero al suo orizzonte, Sankara continuò a dire ad alta voce ciò che pensava. Signor Presidente, benvenuto in Burkina Faso. Grazie. Mitterrand va in visita in Burkina Faso e Sankara lo riceve con un discorso durissimo contro il neocolonialismo francese e sul fatto che la Francia abbia buoni rapporti con il Sudafrica razzista di Botha, che mantiene in prigione un popolo intero, e Nelson Mandela. Un assassino come Peter Botha ha passeggiato tranquillamente nella bellissima Francia, nella libera Francia. Ha potuto calpestare quel suolo con i suoi piedi sporchi di sangue. Quelli che gli hanno permesso questa possibilità ne dovranno rispondere alle loro coscienze per sempre. Quando rimanemmo soli gli dissi: oggi hai dichiarato guerra alla Francia. Lui mi disse: sì, ma era inevitabile. Non sarei stato me stesso se non avessi detto quello che pensavo. Sarei stato un vigliacco. E non l'ho fatto solo per me, ma anche per mio padre, che ha sofferto durante la colonizzazione, e per tutte le donne umiliate durante quel terribile periodo, violate, picchiate, insultate per strada, per quelle donne che hanno dovuto costruire la loro ferrovia seppellendo ai lati i cadaveri dei loro figli morti per la fatica. L'ho detto per l'uomo nero, che per loro è sempre stato niente, come un animale che puoi usare e uccidere quando ti pare, e nessuno ti punisce. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette.
non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Ma poi gli americani infiltrarono il movimento africano di liberazione, anche per rimuovere Thomas Sankara, che era troppo sinistroso. Sankara non piaceva agli americani. Parlava di nazionalizzare le risorse del suo paese per usarle a favore del suo popolo. Insomma, era un socialista. E loro decisero di eliminarlo. Quali erano i più grandi nemici dell'umanità, secondo... Qualsiasi forma di ingiustizia lo faceva rivoltare. E quindi soprattutto la grande finanza, che si approfitta dei più deboli. Lui non poteva accettare lo strapotere della grande finanza. Un potere che non guarda in faccia niente se non il profitto. E penso che oggi, forse ancora più di prima, quella sua battaglia sia attuale. Basti guardare l'imbroglio del debito estero che dobbiamo pagare. Impongono dei programmi di aggiustamento dell'economia che comportano tagli durissimi alla salute pubblica, all'istruzione, persino sull'acqua, che è evidente a tutti quanto sia importante per un paese desertico come il Burkina. Un bene essenziale. Eppure quelli hanno costretto il nostro paese a privatizzarla. Era ed è un sistema disumano, e lui l'ha detto. E non solo per il Burkina Faso, ma per tutti i popoli che devono soffrire a causa di questo, che per questo vengono depredati da questo potere, dalla grande finanza. E non tocca solo a noi, perché gli stessi problemi ora li hanno tanti paesi occidentali. Voleva che il mondo si liberasse dal neoliberismo e da quelli di una certa finanza che gioca col destino dei popoli come al casinò e che si arricchisce sulle sofferenze dei popoli in tutto il mondo. Mi chiede perché l'hanno ucciso. Non lo capisce? È facile. Era un piccolo uomo umile che si interessò alla finanza, ai suoi grandissimi interessi, al più grande potere al mondo che sia mai esistito e che non poteva tollerare che un piccolo uomo osasse alzarsi in piedi e lo combattesse. La goccia che fece traboccare il vaso. Sankara aveva intuito che il crescente peso del mondo della finanza stava facendo nascere un vero e proprio superpotere. Un potere anonimo, fuori di ogni controllo, indifferente ad ogni logica umana, spietato per la sua ossessione alla sola moltiplicazione del denaro, potente come mai nessuno lo era mai stato nella storia dell'uomo. Un potere che si manifestava apparentemente per aiutare gli altri a svilupparsi, ma che nei fatti, tra finanziamenti dati a governi corrotti e un sapiente gioco sugli interessi, indebitava paesi e popoli interi, rendendoli praticamente schiavi. Sankara sfidò frontalmente questo potere e le sue logiche. Disse che il debito del suo paese e di tanti altri era un debito ingiusto e non andava pagato. In una delle ultime chiacchierate, lui mi disse che era possibile che a causa degli interessi che lui minacciava, a causa di quelli che certi ambienti chiamavano il suo cattivo esempio, con l'aiuto di altri dirigenti pronti a vendersi la rivoluzione, lui poteva essere ammazzato da un momento all'altro. Ma i semi che avevamo seminato in Burkina e nel mondo erano lì. Nessuno avrebbe mai potuto estirparli.
sarebbero germogliati e avrebbero dato frutti. Se mi ammazzano arriveranno migliaia di nuovi Sankara. Alimami samari sekutore Toma Sankara come kuruma Ore kelele ke Afrika notola Ma anyalu kulimalo Chevalu yenina Maloba bebora Foni kisa obedira Wali ben bebedira Ajo nyamaye